Signor Grossman, Pirani spera nel piano di pace del governo israeliano. Le posso chiedere brevemente, lei, in conclusione di questa trasmissione, lei in che cosa spera? Sono quasi 3 ore che siamo qui. Abbiamo sentito tante parole. Vi sono buoni argomenti da ambo le parti. Di fronte a ogni tesi, a ogni argomento, ne possiamo contrapporre un altro altrettanto valido. A ogni lacrima possiamo contrapporre un'altra lacrima. All'interno di Israele e nei territori si ha l'impressione che non si possa fare nulla. C'è il fatalismo. C'è la sensazione di dover essere condannati a essere uccisi dagli arabi, ad uccidere gli arabi, e questo mi sembra umiliante. In una prospettiva umana mi sembra umiliante che il nostro atteggiamento sia dettato dal fatalismo, da questo cedimento, e io mi rivolgo al Signore, a tutti i presenti, affinché osino plasmare il loro destino. Ci sono tanti esempi nella storia in cui paesi che si trovavano intrappolati in situazioni impossibili sono riusciti a riformulare queste situazioni. Noi possiamo seguire quegli esempi. Potrebbe sembrare sorprendente, ma io sono ottimista. Io credo che dopo questa crisi, Signora e io stesso ci potremo incontrare da amici, e che il mio popolo e il suo popolo potranno condividere interessi positivi, fruttuosi nel Medio Oriente. Non voglio un muro tra me e la Palestina, voglio tutti i legami possibili tra noi e i palestinesi.